Da Corte Santa Maria tutto pronto per una nuova puntata di Giovedì a Corte. Oggi andiamo a scoprire il mare dall'altra parte, cioè dalla superficie dell'acqua in giù. Infatti parleremo di snorkeling, apnea ed educazione ambientale. Lo faremo con Carlo Fresu di Sea Experience Sardinia. Poi contributi di Sardegna Dies sul voto all'assunta, rubrica di Cars con Andrea che tornerà a parlare di noleggio a breve, medio e lungo termine. Siamo pronti, ci vediamo tra un minutino. Sardi alla frutta di Adriano Cossu, decoratore di buffet e fruit designer per matrimoni, eventi, compleanni e lauree. Non perdere l'occasione di fare di un semplice buffet il tuo evento speciale. Noi della iCars SRL siamo presenti nel settore automobilistico da oltre 30 anni. Offriamo ai nostri clienti un pacchetto di servizi integrati nel settore automobilistico completo e all'avanguardia, quali officina meccanica, revisioni, centro assistenza pneumatici. Ci trovate a Sassari in via Monte Zebio. Galleria commerciale Corte Santa Maria. Tanti negozi esclusivi, un superstore Cobec e un ampio parcheggio nel cuore di Sassari. La Galleria commerciale Corte Santa Maria è a Sassari in via Copino. E benvenuto a Carlo Fresu, allora. Buonasera, grazie. Ti abbiamo strappato al mare, stamattina eri fuori. Sì, fino alle 3 del pomeriggio, su per giù, infatti è ancora al sale. È ancora al sale, si sente, c'hai l'odore del selvatico marino, no? Allora, Carlo, Sea Experience Sardinia, cosa fai? Diciamolo ai nostri amici che così Sì. mi fai un'introduzione da manuale. Ok, Sea Experience Sardinia è un'associazione sportiva dilettantistica. Noi ci troviamo a Porto Conte Marina, ad Alghero. Sì? Porto Conte, Sì, bellissimo. sì. Ci occupiamo di snorkeling per lo più, escursioni in mare di vario genere, di vario tipo, di apnea e anche di pesca subacquea, ovviamente fuori dall'area marina protetta. Ok, quindi si vive il mare, come ho detto 360 prima, gradi, sì. dalla superficie dell'acqua in giù, quindi Sì. tutto. Qui abbiamo l'anguria di Adriano Cossu, i nostri sardi alla Bellissima, frutta. una bellissima sorpresa. Piace? Sì, sì. Ma sei tu quello lì nel logo? Di Sì, Sea potrei Experience? Potresti essere Sì, tu? sì. Perché tu, insomma, diciamolo, hai la tua carriera te la sei fatta. Beh, hai il diciamo tuo, che ancora sei agli inizi ancora sono un po'. all'inizio, sì, devo ancora mangiare pasta asciutta, come si suol dire in gergo. Sì. Sì, sono ancora all'inizio. Però, Senti, ma com'è che è nata questa idea qui, insomma, allora, questa idea qui, diciamo che nasce in una cucina di un sobborgo londinese. Addirittura. Sì, mentre ero a Londra, sono dovuto andare fino a Londra per capire Per pensare questa cosa. cosa volevo fare. Cosa facevi là, Facevo quindi? il cuoco. Il Sì, cuoco ero lo chef di una piccola cucina. italiano o Sì, internazionale? sì, Quindi... una cucina italiana, sì, una pizzeria, sì. E lì ti è venuto un po' questa E idea? lì, vedendo insomma il tavolo pieno di comande, mi è venuta l'ispirazione insomma di rientrare nella mia Sardegna e di fare qualcosa di mio, di mettermi alla prova col mare. Cioè ti è venuta Insomma, la sì. saudade della Sardegna? Sì. E quindi tutto è partito... Sono dovuto andare fin là per... fin là per capire, a volte i giri della vita sono Certo, immensi, certo. poi si torna. E quindi cosa hai fatto? Da quando hai capito questo? Sei rientrato? Sì, vabbè, ho aspettato qualche mese perché non potevo lasciare il lavoro così. Beh, certo, quello che... Sono rientrato in Sardegna, ho sentito il mio amico Tore Rittu. Tore Rittu, Sì. salutiamolo che è stato nostro ospite. Sì. Quindi... Abbiamo fatto un programma, una sorta di preparazione atletica, perché quando sono tornato da Londra ero Cotto? sottopeso, cotto dal Anche lavoro. se facevi lo chef lì, Sì, comunque si mangiava ritmi niente. allucinanti, ovviamente poi Londra è diciamo, una metropoli, quindi
ritmi non da Sardegna, diciamo così, siamo molto più lenti qua, Sì, molto sì, più, sì, sì, più vivibili insomma. anche. Beh, no? sì, sì, sotto certi punti di vista sì, diciamo. Quindi sei partito con questa preparazione mentale e fisica con Sì, Tore? perché poi con Tore abbiamo affrontato insomma, delle varie tematiche con la preparazione mentale e fisica, col pugilato, quindi avvicinandomi un po' al pugilato, eccetera. Ho raggiunto un buon livello atletico, diciamo, e sono andato a fare l'esame da istruttore a Ischia. Certo, quindi Sono diventato istruttore, ecco, Sì, sì. Sono diventato a Ischia, sono diventato istruttore federale di pesca subacquea. pesca subacquea, ok. E lì diciamo che ero l'istruttore più giovane italiano. Beh, Poi non so se adesso mi cavolo. abbiamo battuto Allora dobbiamo sentire con gli a anni, Ischia. probabilmente c'è qualche nuovo giovane, insomma, emergente. Poi io sono istruttore NAD, Cosa vuol dire di apnea, NAD? è una società, un'associazione, sì, una federazione, diciamo, di apnea e di pesca subacquea, Quindi che è affiliata all'ACMAS, Ah, quindi internazionale, posso rilasciare i brevetti internazionali. ho capito, ti sei messo a posto di mente, di fisico a livello professionale, Sì. poi via, cos'è? Un gommone, motore Sì, sì, sì. e è Grazie anche partita al mio amico l'avventura. Paolo Insolera che mi ha fatto diventare istruttore ok. a Calagonone, anche di snorkeling e di apnea per i bambini, perché noi facciamo anche i corsi per i bambini, appunto. Bello, poi ne parleremo Sì, di sì, tutto sì, quello che fai, ma tu hai detto parti da Porto Conte, Cesare, le vediamo qualche immagine di questo spettacolo, perché hai detto tu alla base Porto Conte, poi via, si va nella zona del parco, sì, giriamo, guarda qua che ecco, spettacolo. qua vediamo sì, l'isola di Foradada. Qua siamo al di là di Qua siamo Capocaccia, al di là, giusto? sì, sì, al di là di Capocaccia. Qua sotto ci sono le grotte di Nettuno, se non sbaglio. Sì, sono un po' verso sud, diciamo. Un po' verso sud. Qua sotto c'è qualche altra grotta da visitare. Qua siamo più o meno sul Belvedere, dove tutti fanno i selfie, insomma, d'estate, al tramonto. Certo, sì, sì, che poi c'è anche, mi ricordo, una strada che arriva proprio Sì, lì. sì, Qua sì. continua, forse era Cala Dragonara, Sì, forse Cala quella Dragonara, lì, e continua sì. tutta. Quindi ecco, i posti un po' quali sono? Allora, i posti noi indicativamente? partiamo generalmente dalla marina di Porto Conte, Sì. arriviamo a Sant'Imbinia dove c'è la villa romana e il villaggio nuragico. Diciamo anche che Porto Conte è il porto naturale più grande d'Italia, quindi ha favorito insediamenti antropici fin dal Neolitico, perché Sì. troviamo la Grotta Verde che è stata abitata 7000 anni fa, dove all'interno si trovano pitture rupestri. Fantastico. Insomma sì, purtroppo si è chiusa per una frana. E questa Grotta Verde, scusa che non la conoscevo, Questa si arriva Grotta via Verde mare? si arriva via terra da su. Anche via terra e anche via Sì, mare? andando verso oltre il Belvedere di Capocaccia, diciamo. Ok. Sì. Poi altri Si vede via mare, quindi in genere la facciamo sempre vedere, rimangono un po'. ok, quindi non è quella sul mare, diciamo, le No, no, grotte. risulta Ok. su, sì, sì, sì. Mentre poi ci sono delle grotte a livello Sì, dell'acqua, ci sono delle no? grotte semisommerse o sommerse, come la grotta di Nereo. E nelle grotte semisommerse portiamo, insomma, i nostri associati o i nostri clienti a fare dello snorkeling, molto divertente con le torce. Fantastico. C'è pieno di stanze poi all'interno. Altri molto bello. posti, poi cosa ti viene Altri in posti mente? giriamo quando diciamo, andiamo nella parte di Mare di Furi, come si Quella che suol dire. abbiamo visto prima, Sì, diciamo, esatto, sì. che diciamo giriamo Capocaccia, c'è la Cala Inferno, che è una sosta molto ambita diciamo, per la limpidezza delle acque e per la presenza di pesci di tutti i generi, di tutti i tipi. generi. Sì, E lì sì. siamo nel parco Sì, di siamo Porto sempre in Conte, area marina in area protetta marina terrestre protetta. e marina. Quindi appunto. uno spettacolo, Sì, sicuramente di più che fare le uova a Londra, non so se Beh, facevi le uova. sì, no, vabbè, No. facevamo cucina italiana, Sente, mi piaceva anche, però insomma. l'ispirazione, ti immagino sì, lì, sì, con le sì. comande davanti, il fumo che veniva Sì, su sì. dai fornelli. Che sognavo Capocaccia, Ti è il gigante venuta, addormentato. Lì. sto ritorno di fiamma, Sì, sì, roba da mollare lì tutto, tirare via Prendere le e cose, partire, andare. sì, un po' come sono andato più io o a meno è Londra successo. poi, non è che- Ok. Senti, ma come sono con le uscite a livello di, come sono al mattino, alla sera? Allora, Adesso noi ti abbiamo rubato oggi Sì, dal tuo sì, lavoro, perché dovevi uscire anche oggi. Sì. Con piacere, ovviamente, mi avete rubato, ci mancherebbe E altro. quindi mattina e pomeriggio? Allora, usciamo la mattina, gli orari sono abbastanza flessibili, si può uscire alle 9, 9 e mezza, alle 10. Quindi con tranquillità. diciamo. Sì, con tranquillità. In genere, diciamo, i giovani vogliono uscire un po' dopo, le persone un po' avanti con l'età, un po' prima, giustamente perché il sole poi picchia. Abbiamo il tendalino, abbiamo tutto, però ci sta meglio la mattina presto, a mio avviso. Sì, la mattina. Quindi sì, facciamo le uscite la mattina e anche il pomeriggio, oppure tutto il giorno, a seconda
del volere della Bene, sì. bene, bene. Senti, ti riporto un attimino da questo paradiso alla tua Prego. Sassari, perché tu sei di Sì, Sassari, sì, giusto? orgogliosamente Sassari. Orgogliosamente di Sassari, infatti volevo farti vedere un contributo sul voto dell'Assunta. Sai Sì, che quest'anno certo. i candelieri purtroppo sono stati fatti in una forma Certo. un po' ridotta, insomma senza la faradda, giusto? Certo, Tu i certo. candelieri come li vivi ogni anno? Stai lavorando? Beh, i candelieri, torni? la Sea Experience il 14 sera non prende prenotazioni, Ah, la grande, perché proprio. giustamente c'è un ritrovo anche con tutti da tradizione, no? Sì, sì. Con tutti gli amici che vengono da fuori, che vivono in Inghilterra, chi vive in Nord Italia, quindi ci ritroviamo tutti Benissimo. a Sassari, generalmente proprio al corso, gli ultimi anni a casa di un amico e vediamo la Farada, la viviamo tutti insieme. Quindi la Sea Experience generalmente il 14 sera Bene, così bisogna non esce fare. dal porto. E speriamo che sia così per l'anno prossimo. Speriamo ci di speriamo. sì, perché quest'anno è stato abbastanza triste. Infatti, andiamo a vederlo però quest'anno che c'è stato il voto Sì. all'Assunta, abbiamo un servizio di Sardegna Dies, ce lo guardiamo insieme. Cesare, mandalo. Arrivederci, arrivederci. Però possibilmente Eccola qua allora, Carlo, abbiamo visto queste immagini, speriamo che nel 2021 si faccia, come hai Speriamo detto, di la sì, parada, sì, insomma, tutto lo spettacolo e tutto quello che c'è annesso, perché poi... certo, l'atmosfera divertimento, della mattina, le l'atmosfera, vestzioni. arrostite, le cose, l'arrostita, certo. No, qualche birretta, una, qualcuna, due, dai, senza esagerare. uno, due al secondo, va bene. Senti, andiamo un po' nello specifico perché io devo capire questo snorkeling. Io mi ricordo Sì. gli Snorky, che era un vecchio cartone animato, tu non eri ancora nato. Io non vabbè, l'ho lasciamo conosciuto, stare, sono un po' ok. giovane. Snorkeling è come il beer watching, no? Quelli che vanno a vedere gli uccelli col cannocchiale, lo se snorkeling così- vai a vedere i pesci, è così? Sì, diciamo di sì. Facciamo anche del bird watching a Capocaccia Ah, sì? perché sì, Ah. ci sono i grifoni che si trovano praticamente Ah, solo è lì vero, e sull'Alghero Bosa. è vero, Sì, i sì. grifoni. C'è il falco pellegrino. Quindi per alcuni associati, alcuni clienti Quindi c'è facciamo anche il anche discorso sì, beer sì, watching. sì, sì. Quindi beer watching in superficie, quando si E va poi sotto, anche sotto. via. Quando Quindi- si va sotto ovviamente si usa la maschera e non più i binocoli. Ecco, l'attrezzatura del perfetto snorkelista. L'attrezzatura quale del sarebbe? perfetto snorkelista sono le pinne, ovviamente, per aiutarci nel nuoto, Sì. la maschera, il boccaglio e poi diamo a chi vuole un muttino, insomma un mezzo muttino. Lì Tanto dipende un po' da quanto devi rimanere Esatto, sotto, no? Perché esatto. l'acqua non è poi fredda, però se non ci è rimani fredda, qualche ora... però sì, 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 soprattutto all'interno delle grotte è un po' più Qua vediamo delle immagini, questi sono Sì, sarghi, sarghi, no? sì, sì, sì. Sarghi, prima avevamo visto una murena, bene, bene. Ecco Sì. qua invece barracuda. Immancabili barracuda, Immancabili, ce ne sì. sono tanti in Sì, Sardegna sì, sì, ormai. sì, sì. Sì, sì. E quindi anche se uno magari lo volesse fare, no? Che noi, insomma, i nostri amici ci seguono anche, ci sono Certo. tante persone che sono in ferie qui in Sardegna, se lo vuol Certo. fare,
che non vuole andare magari da te ad Alghero, anche se li porti in posti stupendi, Certo, quindi infatti vale venite la ad Alghero, pena. no? No, però quella è l'attrezzatura per fare uno Certo, snorkeling, vedere tutto. Sì. Bene, bene. Mentre poi cosa cambia? Con l'apnea, il servizio che fai di apnea, pesca subacquea cambia... Vabbè, Allora, la pesca l'apnea, cambia qualcosa. certo, ovvio. l'apnea, la pesca subacquea diciamo che è una branchia dell'apnea, perché ovviamente la pesca subacquea si svolge in apnea, senza Ok. l'ausilio di respiratori, di Certo. bombole, come erroneamente molte volte chiede la gente, giustamente, che non è del settore. Che non lo sa. L'apnea, diciamo, come dice il mio mentore Pellizzari, noi scendiamo in acqua per guardarci dentro, mentre i bombolari, come li chiamiamo noi, si guardano attorno, quindi vanno in acqua per guardarsi Sì. attorno. La pesca subacquea ovviamente è sempre fatta in apnea, come ho detto poc'anzi, è fatta con l'ausilio di un fucile, quindi noi solo col nostro fiato, in un ambiente ostile che è il mare, ovviamente non siamo come i cacciatori in campagna che possiamo respirare, No, eccetera. non è il nostro ambiente, insomma. Esatto, no? abbiamo un tiro e col nostro respiro dobbiamo cercare di far avvicinare il pesce, la preda, quello che E è. ci sono varie tecniche, varie Varie tattiche, tecniche, no? certo, Cosa c'è? certo. L'aspetto, C'è la pesca all'aspetto, sì, ai pelagici, ai identici, ai predatori, ai diciamo. predatori, sì. Più che altro la pesca in tana, la pesca all'agguato, la pesca in caduta, sono varie tecniche, insomma. Ovvio sottolineare, ma è ovvio che quando pratichi pesca apnea con i tuoi amici clienti, Certo. si va ovviamente fuori dal Parco, ci si Porto veste Conte, fuori quello dal parco, è ovvio, si mettono certo. i fucili durante il transito dentro il parco, dentro i gavoni, perché ovviamente abbiamo massimo rispetto per Ecco. l'area marina protetta nella quale lavoriamo. Massimo rispetto per l'area marina protetta e massimo rispetto per le prede. Qua ci vuole un Massimo tuo rispetto appello per le prede, sulle taglie e certo. le cose. Certo, giusto? sulle taglie, scusami. Sulle taglie dei pesci, Certo, dico, certo. rispettare sempre la preda, anche in Sì, questi sì, casi sì, qua, soprattutto noi a maggior ragione, perché essendo pescatori subacquei, quindi vedendo la preda prima di catturarla, a differenza magari di altre tecniche, di altri modi di pescare, possiamo appunto scegliere la preda, quindi insomma rispettiamo le taglie e Certo. i pesci. Beh, per un turista che arriva magari da Milano prendere un pesce così è una bella emozione. Sì, no? sì. Ne hai viste Diciamo un di po' sì. di storie? Sì, no? sì, da poco è venuto un ragazzo torinese che comunque entra in acqua Sì. 20 giorni all'anno, abbiamo catturato una bella cernia su 4-5 kg a Torre del Porticciolo, vicino a Torre del Porticciolo, sì. Quindi Soddisfazione. puoi immaginare la contentezza di questo ragazzo, insomma, sì. Perfetto, perfetto. Senti, ci fermiamo per un pochino di pubblicità, ci beviamo bene. un goccino d'acqua, Perfetto. che oggi è una giornata molto Abbastanza calda, croccantina. sì. Ok, Benissimo. dai, pubblicità e siamo ancora qui. Galleria commerciale Corte Santa Maria. Tanti negozi esclusivi, un superstore Cobec e un ampio parcheggio nel cuore di Sassari. La Galleria commerciale Corte Santa Maria è a Sassari in via Copino. Sardi alla frutta di Adriano Cossu, decoratore di buffet e fruit designer per matrimoni, eventi, compleanni e lauree. Non perdere l'occasione di fare di un semplice buffet il tuo evento speciale. Noi della iCars SRL siamo presenti nel settore automobilistico da oltre 30 anni. Offriamo ai nostri clienti un pacchetto di servizi integrati nel settore automobilistico completo e all'avanguardia, quali officina meccanica, revisioni, centro assistenza pneumatici. Ci trovate a Sassari in via Monte Zebio. E rieccoci qua con Carlo Freso di Sea Experience Sardegna. Senti, facciamo un mezzo giochino, adesso ti interrogo. Vai. Ti voglio far Sono vedere qualche foto Vediamo se ho studiato. di qualche pesce, creatura marina. Vediamo, Cesare, mi mandi la prima, vediamo un po' se ha studiato Carlo, perché qua bisogna... Eccola qua. Ah. Qua di che cosa parliamo? Qua parliamo di una bella cernia bruna. Questa cos'è? La regina dei mari? Cos'è? La Dei regina degli fondali? abissi, sì, delle tane.
Questa è spettacolare, è da vedere. L'ho anche tatuata al ce l'hai braccio. pure tatuata? Allora è proprio il pesce della vita per te questo qua. Sì, sì, sì. Queste nel parco ne troviamo Sì, ancora qualcuna si parecchie, trova, sì, sì, si sì, vedono, sì. si avvicinano come cagnolini. Cosa fai? Diciamo che noi le vediamo dalla superficie facendo Ah, snorkeling, generalmente le vediamo fuori dalle tane in candela, nella loro postura di osservazione, diciamo, Ok, quindi un che po'... controllano chi arriva, chi si arriva e chi avvicina. non Sì, arriva. sì, sì. Vediamo la seconda foto, Cesare, dai, continuiamo a vedere un po' di queste creature. Adesso qua eccola, qua. Bellissima. Questa Caretta. caretta è un po' il Tartaruga. simbolo, no, dei mari della Sardegna, del mare sì, Mediterraneo. Capita questa di vederla ogni Beh sì, tanto? capocaccia Sì? sì, capita di tutto, dal pesce luna appunto anche alla caretta a volte. Bellissimo sì, animale, sì. vero? Sì. Un animale perfetto. Vai, continuiamo con l'ultima creatura marina. Questa, ecco, questa è un po' particolare. Però. Questa sì, questa purtroppo... Questa non ci vorrei, questa Sì. è autoctona, non è autoctona, Questa è non è alloctona. autoctona, sì, sì, sì. Questa purtroppo è importata, diciamo. È importata dall'uomo Sì, questa sì, qua. sì, sì. Abbiamo giocato un pochino con queste foto perché volevo introdurre il discorso dell'educazione ambientale. Sì. Quel sacchetto in acqua è una cosa che non ci deve stare, che sta portando Sì, tanti esatto. problemi Sì, sì. nel nostro mar Mediterraneo, ma tu ti sei messo in prima linea, vero? Sì, diciamo con un che... bellissimo progetto, spiegaci un po'. Esatto, Sea Experience, oltre diciamo alla pesca subacquea che a volte stona anche diciamo, la frase, noi cerchiamo un po' di compensare anche appunto come vedete alle Eccoli immagini, qua. sì, Si di vanno a ripulire pulire i i fondali. Sì, 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 è una cosa a cui noi teniamo molto, l'educazione Sì. ambientale, anche con i clienti e gli associati che vengono a trovarci Sì. da ogni parte del mondo, facciamo raccogliere la plastica. Se la troviamo in mare ci fermiamo col gommone, la raccogliamo. Benissimo, Sì, benissimo, sì. benissimo. E qui eri impegnato, questo deve essere un tuo collega. Sì, sì, io sto riprendendo in questo caso, questo è Francesco, un nostro fedele associato della Sea Experience. E via, in Sì, apnea, sì. pian piano, Pian piano, pezzo per pezzo, cerchiamo di recuperare un po' dal danno che noi umani purtroppo portiamo al mare. Ecco, quali fondali avete fatto? Allora, noi abbiamo, Cosa siamo stati ospiti, diciamo, abbiamo collaborato Sì. con gli ecovolontari di Sassari e Legambiente. Sì. La prima volta a Porto Palmas. I ragazzi a terra hanno ripulito la spiaggia. La spiaggia, ok. Sì, i volontari a terra, e noi insieme ad Apnea Team Sassari, che sarebbe la mia squadra di apnea, Sì. con la quale faccio le gare, abbiamo insomma ripulito i fondali. Abbiamo trovato di tutto, da la scarpa antinfortunistica al cartone catramato. Qua vediamo anche una sirena addirittura, abbiamo messo Sì, anche un po' di sì. romanticismo in questa cosa. Sì. Stefania è una ragazza molto in gamba che abbiamo conosciuto facendo questi eventi. Ci dà manforte insomma con la pulizia dei fondali. E si è vestita da sirena, vai, Sì, così, sì, bellissimo, sì. fantastico. Senti, stavi parlando un po' di quello che avete trovato, ma che cos'è che si trova più che altro in mare? Ma diciamo la plastica. La plastica in plastica è quella che si trova di più, è quello che sicuramente rompe più le scatole in mare. cavolo. Abbiamo trovato di tutto, dai guanti da chimico, come dicevo prima, le scarpe antinfortunistiche, a ruote poi si trovano le gomme, cose. qualsiasi cosa. Però diciamo che la plastica, quindi magari cos'è? La classica bottiglietta in barca o quando si è in spiaggia, il sacchettino che vola via col vento. Però quelle stare un po' forse attenti. sono più facili da recuperare. La cosa difficile sono le microplastiche. Quelle piccoline. Perché quelle, oltretutto, anche da recuperare sul fondo, c'è più bisogno di attenzione, insomma, e più tempo per recuperarle. Abbiamo detto con chi ha partecipato, gli ecovolontari di Sassari, Sì, gli ecovolontari giusto? di Sassari, sì, l'Apnea Team Sassari che ci ha accompagnato per l'evento di Porto Palmas, poi ce n'è stato un altro a Portoferro. Ecco, ma continueranno questi appuntamenti? Sì, continueranno, magari non a agosto perché siamo un po' impegnati. Certo, L'abbiamo fatti primi di agosto, però insomma anche le spiagge sono molto trafficate, quindi adesso conteremo di fare qualche evento come Sea Experience, cercando di inglobare altre associazioni come già è avvenuto per ottobre e novembre. Facciamo un appello allora Sì. alle associazioni che vogliono partecipare, qua c'è Carlo, poi daremo tutti i contatti della pagina Facebook e tutto, Certo. E un appello anche a chi va in mare, chi va da terra in mare, le plastiche, la bottiglietta, Certo, comunque certo. cerchiamo di fare tutti
il nostro piccolo, ci vuole veramente nostro poco. piccolo, anche no? raccogliendo la cicca dalla sabbia Benissimo. nella spiaggia dove siamo con i nostri amici, facciamo sempre Ecco, una cosa che una faccio, buona perché azione, sai diciamo. che io vado a pescare, lo Sì, sai, sì. quando vado sul posto che pesco da riva, se trovo delle altre schifezzine come quelle che hai appena detto, mozziconi o cose, ci vuole un attimo, si portano anche via, io anche se raccolgo chi sempre, è sì, stato sì, prima sì. di noi è stato maleducato, però Certo, al posto di portare via la nostra portiamo via anche 2 cosine che qualcun altro ha lasciato. Questo è un messaggio molto importante Ok. e ti ringrazio Fabio. Assolutamente. Vai, ci vediamo Andrea con i cars adesso, Perfetto, la rubrichettina di cars con torniamo a parlare di noleggio auto a breve, medio e lungo termine, ok? Vai Andrea. Ciao a tutti, sono Andrea, un saluto a tutti gli amici di Sardinia Life che ci sta guardando in questo momento. Questa settimana parliamo dei nostri servizi di noleggio breve, medio e lungo termine. Partiamo dal breve termine, a partire da 29 euro al giorno noleggiamo veicoli dalle semplici utilitarie ai veicoli commerciali. Da 1 a 30 giorni con contratto rinnovabile grazie alla nostra collaborazione con Welcome Cars. Passiamo poi al noleggio a lungo termine che offre tantissime soluzioni secondo le esigenze dei clienti. Scegli tu la durata da 24 a 60 mesi, il chilometraggio e se versare anticipo o meno. Non dovrai più preoccuparti dei costi di gestione del veicolo, poiché è tutto compreso nel canone mensile. I veicoli noleggiabili sono tutti i veicoli presenti al listino odierno, con tutti gli option che il cliente richiede, come se la stessi comprando dal concessionario. Questa soluzione è dedicata ai liberi professionisti e possessori di partita IVA e ai privati. Tantissime agevolazioni fiscali, soprattutto per le partite IVA e i liberi professionisti, di detrazione anche al 100%. I prezzi sono a partire da 250 euro mensili. Per finire abbiamo il noleggio a medio termine, soluzione dedicata ai possessori di partita IVA e privati, con segnalazioni al CRIF e al CNR. Questa soluzione permette di noleggiare i veicoli senza nessun controllo creditizio. Le promozioni sono di 24 mesi a partire da 1000 km mese da 360 euro IVA inclusa mensili. Venite a trovarci dai Cars a Sassari, via Montesebio numero 6, zona motorizzazione. Seguite anche le nostre pagine Facebook ed Instagram iCars Rent. Scegli Cars, viaggia senza pensieri. Ok, grazie Andrea. Allora Carlo, senti un po', ma io non ti ho ancora chiesto come sta andando questa stagione, perché è un po' particolare. Sì, una stagione un po' particolare, diciamo, è iniziata abbastanza in ritardo. Sì. Era preventivato, insomma, sapevamo che sarebbe stata una stagione particolare, come per noi tutto diciamo, il comparto turistico, il settore terziario ne avrà sofferto. Tu partivi prima o i mesi full, quelli giù? Ma diciamo da fine maggio. Ah, già da fine Sì, maggio sì, già da fine iniziavi maggio, con le sì, escursioni e sì, tutto? sì, sì, Cavolo, sì. allora... Abbiamo iniziato praticamente metà luglio quest'anno. Sì. Sì. E come ti stai trovando? Cioè a livello di... è ripartito tutto da metà luglio come rispetto all'anno diciamo scorso? che abbiamo avuto un agosto molto pieno. Bene. Giustamente con le nuove norme, con le nuove procedure, Sì, anche quello. siamo un pochettino tutti un po' disorientati ancora. Perché lì cosa dovresti fare con i tuoi Tutti gli associati e clienti che clienti? vengono a fare l'escursione di snorkeling eccetera con noi Sì. devono indossare mascherina obbligatoria Sì. e i guanti. A mio malgrado, vabbè, io faccio igienizzare sempre le mani perché poi tra un bagno e l'altro mettersi i guanti insomma diventa una cosa un po' complicata, però finché saliamo a bordo giustamente Sì. queste sono le direttive che ci vengono date e dobbiamo... Poi attrezzatura tutta igienizzata. Attrezzatura igienizzata, ognuno ha la propria la Ovvio. maschera subacquea, non mascherina. Sì, la maschera subacquea. Che purtroppo deve tenere per tutta la durata dell'escursione. Insomma, sì, è un po' particolare, però ci arrangiamo. Dimmi. I posti in gommone ovviamente sono stati dimezzati Anche quello, per consentire vero? sì, di tenere 1 metro di distanza.
quindi la metà, quando ne portavi 4 adesso ne porti 2? Beh sì, 6, quando 3, ne portavamo 8 adesso sono 4, quando ne portavamo 10 sono 5, quindi insomma siamo questo un po'... penalizza un po'. Beh certo, però insomma la prendiamo un po' come viene, tanto i problemi non sono solo i nostri. sono Come un po'- vedi questo fine agosto, per tutti. settembre, previsioni? Ma, settembre dovrebbe essere un altro agosto, almeno meteorologicamente parlando, quindi speriamo. insomma speriamo bene, adesso Sta andando comunque. sta andando, sì, c'è Dai, stata dai. qualche notizia di qualche contagiato, ma in mare Sì. spero che non avremo problemi. No, di no, no, questo genere. penso anch'io. La dai, Sardegna ancora è un posto è un abbastanza posto sicuro. freddo, no, diciamolo perché infatti te cerchiamo lo di... volevo dire. Sono uscite queste notizie qua un pochino allarmanti, ma quando si vanno a vedere i casi, attualmente ad oggi che stiamo parlando ce ne sono 154 in Sardegna contro certe regioni che ne hanno tipo 10 volte tanto, però sai, sui giornali si parla un po' di una Sardegna a rischio chiusura, ma non è vero Ma nulla, per nulla ci sono delle speriamo di no, smentite, insomma. assolutamente. Speriamo di no. Assolutamente. Torniamo un attimino a Sea Experience, dove Sì. ti troviamo sul web? Su Facebook, nella pagina di Sea Experience, e su Instagram Sea Experience Sardinia. Ok, Sea Experience, quindi su Facebook ci sono Sì. tutti i contatti, Sito numero di internet in telefono. fase di aggiornamento, quindi Ok. a breve ci sarà anche quello. Quindi c'è il tuo numero di telefono, Sì, sì. chiamano direttamente te, Certo. di giorno, di notte, senza problemi. A tutte le ore, noi siamo operativi. Perfetto. Senti Carlo, grazie per essere stato con Ti noi, ti ringrazio rilasciamo anche a te. al mare, Ok, vai perfetto. pure, parti e torna, grazie mille per essere stato con noi. Vi ringrazio. Amici, io vi ricordo che saremo ancora qui giovedì prossimo per vedere questa puntata. La trovate sul nostro sito, ricordo www.sardinianlife.it, per qualsiasi comunicazione la nostra mail è info@sardinianlife.it, la nostra pagina è quella di Sardinian Life, dove rivedersi anche le puntate sono pubblicate anche lì dopo questa diretta, e tanti altri appuntamenti, tante altre cose che facciamo noi. Io ringrazio Cesare Donati alla regia, Chico Pio alle telecamere, e noi ci vediamo giovedì prossimo. Ciao! Sardi alla frutta di Adriano Cossu, decoratore di buffet e fruit designer per matrimoni, eventi, compleanni e lauree. Non perdere l'occasione di fare di un semplice buffet il tuo evento speciale. Noi della iCars SRL siamo presenti nel settore automobilistico da oltre 30 anni. Offriamo ai nostri clienti un pacchetto di servizi integrati nel settore automobilistico completo e all'avanguardia, quali officina meccanica, revisioni, centro assistenza pneumatici. Ci trovate a Sassari in via Monte Zebio. Galleria commerciale Corte Santa Maria. Tanti negozi esclusivi, un superstore Cobec e un ampio parcheggio nel cuore di Sassari. La Galleria commerciale Corte Santa Maria è a Sassari in via Copino.